Buonasera, siamo in pochetti ancora, speriamo che arrivi tanta gente perché il pomeriggio è molto bello e molto ricco. Qui a fianco abbiamo il primo relatore che è Luca Martinelli, che è giornalista e redattore di Altra Economia e autore di 2 libri che trovate anche al banchetto nel foyer, e 2 libri che ritengo valga la pena di dire che sono importanti. Uno è Le conseguenze del cemento, che tratta tutta una serie di tematiche che ci riguardano molto da vicino come Nord-Est, e un altro, un piccolissimo libro che per le signore è da borsetta, per un uomo è da tasca, che spiega tutta quella che è la filosofia e l'origine anche di Salviamo il paesaggio. Molti di voi non sanno probabilmente che Salviamo il paesaggio è la campagna che il Forum dei Movimenti per la Terra e il Paesaggio ha lanciato e sta conducendo con la prima azione, che è il censimento degli immobili vuoti, che stiamo conducendo in tutta Italia e anche qui nelle nostre zone. Questo per portare ad una progettazione che non dia il consumo del territorio che abbiamo avuto. Ora lascio la parola a Luca Martinelli. Vi faccio presente anche una piccola cosa di cui parlavamo prima con la nostra socia che ha curato i rapporti con la SIAE per lo spettacolo teatrale. Non meravigliatevi se troverete che c'è una scatoletta per la raccolta fondi. Mettete pure 1 centesimo o 5 centesimi, perché la SIAE ci avrebbe fatto pagare una carrettata di soldi, però ho detto: se mettete una raccolta fondi che poi devolverete a qualche associazione benefica eccetera, vi facciamo pagare molto meno, e ovviamente metteremo la cassettina e voi potrete mettere 1 centesimo, 5 centesimi, quello che gradirete, e questo va bene, così sapete il dietro le quinte. Vi lascio a Luca Martinelli, che è sempre molto coinvolgente. Arrivederci, grazie. Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Io intervengo in piedi perché ho un'ernia e quindi sto meglio in piedi che seduto, specie dopo aver guidato da Milano, che già seduto sono stato abbastanza. Se mi sentite? Se mi sentite io non serve nemmeno... Siamo in un teatro, è fatto apposta, no? Si sente bene anche senza... Ok. Io ringrazio Giuliana per l'invito e la presentazione. Presento brevemente, prima dell'intervento, anche Altra Economia, la rivista per cui lavoro, anche perché altrimenti non sarei qui, nel senso Altra Economia è una delle realtà che il 29 ottobre dello scorso anno ha partecipato alla fondazione del forum, così come faceva parte della campagna Stop al consumo di territorio, e come dal punto di vista dell'informazione, quindi quello che è il nostro lavoro principale, compito principale, noi ci occupiamo da tempo dei temi legati al consumo di suolo, alla tutela del paesaggio. Abbiamo iniziato, appunto, abbiamo scelto di dedicare un primo libro a questo tema lo scorso anno, che si chiama Le conseguenze del cemento, e la cosa, diciamo, secondo noi importante di quel libro è che non guarda soltanto, o non guarda alla cementificazione come momento finale. Oggi c'è la campagna Il censimento del cemento. Il censimento del cemento punta a capire quanti sono gli immobili sfitti, quanti sono i capannoni industriali sfitti, comune per comune andare a verificare, a misurare qual è la capacità edificatoria ancora presente e non espressa, nel senso la possibilità di costruire che ancora non si è realizzata. Ma in realtà il ciclo della cementificazione comincia da prima, e soprattutto qua in Veneto credo che ne abbiate un'idea abbastanza importante. Quando dico un'idea abbastanza importante significa che dobbiamo guardare anche alle attività estrattive e dobbiamo guardare con attenzione anche a quella che è l'attività di produzione di cemento.
Cosa significa guardare con attenzione alle attività estrattive? Che nel nostro paese, do un po' di dati e un po' di numeri, nel nostro paese nella metà del territorio nazionale si cava senza un piano delle attività estrattive, cioè come se in metà del paese si costruisse senza piani regolatori. Tra queste regioni c'è anche il Veneto, che non ha un piano delle attività, un piano regionale delle attività estrattive. Addirittura qua in Veneto è in discussione una nuova legge regionale delle attività estrattive con un unico obiettivo, per quel che ho potuto studiare io: eliminare un vincolo che era stato inserito nella legge precedente, un vincolo che impediva di superare una, diciamo così, superficie del 3% rispetto al totale della superficie agricola utile del territorio di ogni singolo comune da destinare all'attività estrattiva. Ora, siccome ci sono molti comuni a forte densità di cava, ne cito due: Paese in provincia di Treviso, e dopo ne parlerà lo spettacolo teatrale Lo Stivale di Cemento che ci sarà più tardi, e Valeggio sul Mincio in provincia di Mantova. In questi comuni questo 3% è stato ampiamente superato. Oggi si cava in deroga, ma serve una legge che permetta di riportare dentro i canoni della legalità questo sistema. Come lo si farà? Alzando la percentuale. Ovviamente non è solo un problema veneto, ci sono delle regioni come la Calabria dove una legge regionale sulle attività estrattive ancora non esiste. La Calabria, che è la regione che ha il maggior numero di enti locali sciolti per infiltrazione, di consigli comunali che sono stati sciolti dal Ministero dell'Interno per infiltrazione dell''ndrangheta, insomma della criminalità organizzata, è anche la regione in cui le autorizzazioni a cavare vengono date dagli enti locali, senza alcuna pianificazione, perché non c'è nemmeno una legge. Ma ci sono regioni come l'Abruzzo dove il piano delle attività estrattive, dove siamo in attesa del piano delle attività estrattive dal 1982, non c'è mai stato. È stata fatta la legge regionale, dalla legge regionale si è passati appunto a iniziare a cavare in deroga, e da allora questa deroga viene trascinata in avanti. Il problema delle cave di ghiaia e cave di altri materiali come il calcare o l'argilla si lega a quello che è il secondo passaggio fondamentale della filiera della cementificazione, ovvero l'attività dei cementifici. Anche qui, come veneti, vi potete sentire quasi in prima fila sul territorio nazionale, perché ci sono almeno 5 cementifici in Veneto, che sono una buona percentuale dei 91 attivi sul territorio nazionale, ma soprattutto qua in Veneto si sta spingendo molto verso quel modello di riconversione dell'attività dei cementifici che li vuole trasformare tutti in co-inceneritori di rifiuti. Proprio ieri sera a Monselice c'era una fiaccolata organizzata dai Monselice in provincia di Padova, c'era una fiaccolata organizzata da alcuni comitati locali, il più conosciuto si chiama Lasciateci Respirare, che da alcuni anni si batte contro il revamping, la ristrutturazione del cementificio Italcementi, che sta a Monselice. Qui adesso si aggiungono anche un processo di ristrutturazione, un piano milionario presentato da Italcementi, che è la prima impresa del settore del cemento in Italia, da sola fa un quarto del mercato. Accanto ai Italcementi oggi anche gli altri cementifici che stanno in quella zona, ce ne sono 2 ad est, a pochi chilometri da Monselice, tutti vogliono iniziare a bruciare rifiuti. La stessa cosa succede a Pederobba, che ha un primato nazionale. A Pederobba viene incenerita la quasi totalità dei pneumatici che vengono bruciati in Italia.
tanto che c'è una ditta che si occupa di raccolta di pneumatici usati che ha spostato la propria sede principale a Pederobba. E poi c'è un altro cementificio, il quinto del Veneto, che sta a Fumane di Valpolicella. Non so se qualcuno di voi è mai andato a Fumane, però resta, insomma, io la prima volta che sono arrivato a Fumane, a me ha colpito una cosa, venendo da Milano. Io tutte le mattine pedalo attraverso la città di Milano per andare in redazione e in nessun luogo della città, per quanto molto trafficati, passo ogni mattina da Piazzale Loreto, io ho un qualche strumento che mi misura e che mi fa vedere qual è il livello di emissioni nell'aria. Se invece io vado a Fumane in Valpolicella, un borgo di poche migliaia di abitanti, dove famoso in Italia e non solo per l'uva, con cui si fa l'Amarone e altri vini di qualità, e per le ciliegie, se uno arriva nella piazza di Fumane, sul municipio trova una tabella che misura di continuo il livello delle emissioni. Fa strano, ma se uno va in una delle vallette laterali, la Valle dei Progni, trova un cementificio, tra l'altro di proprietà dello stesso gruppo che è presente a Pederobba, che si chiama Cementi Rossi, e anche in questo caso c'è una battaglia significativa che è stata portata avanti da alcune associazioni, comitati, insieme ai viticoltori locali, perché la provincia di Verona aveva autorizzato Cementi Rossi a bruciare rifiuti. Anche lì è un processo di ristrutturazione del cementificio e a bruciare rifiuti. E a me l'hanno spiegato in termini economici banali, dal centro studi di Hi-Tech, che è la Confindustria dei cementieri. Queste sono macchine che non funzionano principalmente con il lavoro, ma con il capitale. Sono, diciamo così, industrie capital intensive. Quindi è più importante il capitale che il lavoro, ovvero l'investimento che è stato fatto. Macchine del genere non possono continuare a lungo a produrre al 65 o 70% delle proprie capacità, che è la situazione attuale. Perché il mercato del cemento, per quanto veda l'Italia saldamente al primo posto in Europa, ognuno di noi consuma 550 kg di cemento a testa all'anno, nonostante questo la produzione è calata del 35% rispetto al 2007, quando eravamo arrivati a 800 kg a testa all'anno. Quindi in questa situazione i cementieri cercano di cambiare un po' il proprio business. E bruciare i rifiuti per loro è perfetto. Per quale motivo? Tra l'altro, che per acquistare qualsiasi combustibile per i loro cementifici, loro devono pagare. Dovrebbero pagare il gas, dovrebbero pagare il carbone, dovrebbero pagare il carbon coke. In realtà, se incamerano rifiuti, vengono pagati per farlo, come se svolgessero un ruolo sociale. C'è un'unica differenza fondamentale tra un cementificio e un inceneritore, che l'inceneritore è costruito per bruciare rifiuti, per quanto poi si possa discutere dell'utilità di queste macchine. Io sono cittadino di Capannori, in provincia di Lucca, comune a rifiuti zero, e so benissimo che se ne può fare a meno degli inceneritori. Però la differenza fondamentale tra un inceneritore e un cementificio che brucia rifiuti è che il cementificio che brucia rifiuti ha limiti di emissione più alti, quindi può legalmente o legittimamente, diciamo, o senza superare i limiti di legge, emettere in atmosfera maggiori quantità di ossidi di azoto, di ossidi di zolfo, di PM10, quindi può inquinare di più e può farlo legittimamente. Questo è il secondo passaggio della filiera del cemento. Poi c'è il terzo, che è la cementificazione. In questo caso i dati allarmanti, secondo me, sono quelli proprio su cui è partita l'azione del forum. Negli ultimi 10 anni sono stati costruiti, e questi sono dati di Nomisma, 700.000 abitazioni rimaste sfitte e invendute. Cioè c'è un immenso patrimonio immobiliare che non è mai entrato in circolo, che è lì fermo. È questo che oggi inizia
a far dire anche ai costruttori, anche all'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, muoviamoci verso altro. Muoviamoci ad esempio verso le ristrutturazioni o il recupero. E questa è una parte della, diciamo così, dell'azione di lobby anche che sta facendo l'industria delle costruzioni, che magari per certi versi potrebbe andare anche ad incontrare le nostre esigenze. Se non fosse che accanto a questo tipo di azione se ne stanno facendo anche molte altre. Una, ci passiamo velocemente, è quella dell'housing sociale. Non so se ultimamente avete letto sui quotidiani o vi è capitato di ascoltare il termine housing sociale. Housing sociale sarebbe la privatizzazione del sistema delle case popolari, ma non delle vecchie case popolari, cioè di quelle che già esistono. Si vanno a costruire nuove abitazioni da affittare in parte a canone calmierato e lo si fa inteso come imprese di costruzioni, con il sostegno pubblico, quindi di Cassa Depositi e Prestiti, e con il sostegno delle fondazioni bancarie. È un meccanismo con cui continuare a costruire senza tenere in considerazione che forse il fabbisogno di abitazioni a canone calmierato lo si può individuare o lo si può trovare anche in maniera diversa. Ad esempio, lo stesso governo, che è quello attuale, che promuove l'housing sociale, ha, insieme a quello precedente, azzerato il fondo speciale per l'affitto. Voglio dire, invece di costruire nuove case da affittare a canone calmierato, sostieni le famiglie che non hanno oggi la possibilità di pagare un affitto di mercato per avere accesso a quella miriade di immobili sfitti che vediamo andando in giro per le nostre città. Però il secondo tema, a me è capitato di ascoltare una riunione, di partecipare a una riunione in cui il CRESME, Centro Studi sui temi del mercato immobiliare e dell'edilizia, presentava la propria analisi congiunturale per l'anno 2012-2013, in cui il direttore del centro studi del CRESME, parlando con appunto gli astanti e le imprese, gli ha detto: c'è una cosa sulla quale vi dovete buttare, il futuro è soltanto in una cosa. Quale? Le concessioni autostradali. Le concessioni autostradali come gallina dalle uova d'oro. Qualche mese fa su Altra Economia ci siamo divertiti a fare un conto di quante fossero le autostrade in progetto o in costruzione in Italia. Quando dico in progetto o in costruzione intendo dire progetti per cui esista qualche atto ufficiale, cioè o che siano un progetto già, diciamo così, vagliato dall'ANAS, la struttura pubblica che si occupa il concessionario, diciamo, pubblico, o che hanno già degli atti come finanziamenti pubblici tramite il CIPE, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, oppure, terzo punto, che siano diciamo così, il cui iter autorizzativo sia alla Commissione VIA del Ministero dell'Ambiente. Secondo voi quante sono queste autostrade? Tirate a caso. 32. 32, anzi diciamo così, in realtà quelle proprio ufficiali, così si fa una battuta sempre che siamo in Veneto, perché 31 sono proprio ufficiali. Quella, ce n'ho voluta aggiungere una 32esima perché mi è sembrata significativa. Il presidente della regione Veneto, Zaia, lo scorso anno intervenendo alla fiera del gelato di Longarone, ha ribadito la necessità della Belluno Monaco, e dicendo che in fondo sono solo 200 chilometri, poi
vale a dire che sono 200 km sotto le Dolomiti, che a me risultano patrimonio mondiale dell'UNESCO, però. E poi ha detto, e poi d'altronde serve questa autostrada per ridare a Belluno quel ruolo di centralità in Europa che ha sempre avuto. Ora non so se qui c'è qualcuno di Belluno, però mi sembra una frase un po' azzardata, per quanto carina la città e tutta la zona, però come frase mi è sembrata un po' azzardata. Però 32 nuove autostrade in costruzione per un investimento stimato di almeno 45 miliardi di euro, sarebbero quasi 2000 chilometri di autostrade, con dei paradossi importanti, tanto che questo tema dei progetti infrastrutturali è un tema che abbiamo segnalato come forum in una lettera che abbiamo inviato ieri, lettera di osservazioni che abbiamo inviato ieri al Ministro dell'Agricoltura Mario Catania, in merito a quel disegno di legge sulla tutela del suolo agricolo che il Consiglio dei Ministri ha approvato un paio di settimane fa. E cosa gli abbiamo detto a Catania? Tu ti fai promotore di un disegno di legge che almeno dal punto di vista formale, diciamo della bella forma, è davvero interessante. Per la prima volta in un atto ufficiale del Consiglio dei Ministri si parla di consumo di suolo, si dice che si vuole intervenire per limitare il consumo di suolo agricolo, per valorizzare anzi la funzione principale del suolo agricolo, però poi in realtà sembra che i tuoi interventi, o alcuni che ha fatto nei mesi scorsi anche Ornaghi, il Ministro della Cultura, dei Beni Culturali, si scontrano profondamente con l'azione di altri ministeri, sviluppo economico, infrastrutture, che invece stanno facendo di tutto per promuovere questi impattantissimi progetti infrastrutturali. E vi faccio due esempi. Una è una storia che raccontiamo qui sul numero di ottobre di Altre Economie, riguarda la tangenziale est-esterna di Milano. Il progetto, che vale 2 miliardi di euro, attualmente ha risorse per 120 milioni, quindi non ci sono i soldi per fare l'autostrada. Però hanno voluto iniziare a occupare i terreni agricoli nel Parco Sud Milano, hanno voluto iniziare i carotaggi e cos'è successo? È successo che a luglio hanno tirato giù il mais, che per alcune aziende agricole era fondamentale per il ciclo aziendale, cioè il mais che poi serviva per alimentare gli animali che stanno in stalla, prima della completa maturazione. Questo significa che la sostenibilità di alcune imprese, aziende agricole, è messa in crisi per un progetto infrastrutturale che dal mio punto di vista è anche inutile, ma che non ha risorse per andare avanti. Forse è inutile anche dal punto di vista delle banche, perché se sono 5 anni che ci dicono che arriverà quello che viene chiamato closing finanziario, ovvero si arriverà a firmare con le banche il contratto per cui le banche garantiscono questi 2 miliardi che ci vogliono per fare l'opera, ma ad oggi questo closing non c'è. I lavori sono partiti lo stesso, mi sono divertito, sono andato su un cantiere, sono entrato dentro perché non c'era niente all'ingresso, non c'era scritto niente, e quindi non sapevo che cantiere, ovviamente sapevo che era il cantiere di questa autostrada, ma non c'era scritto, e mi hanno detto preferiamo fare un cantiere anonimo. Al che io ho detto scusi, ma inizio lavori, committenza, direzione dei lavori, inizio lavori, valore dell'appalto? No, questi dati purtroppo non possono restare anonimi, dovrebbero essere palesati perché uno si renda conto, però questo è il regime con cui lavorano e con cui stanno andando avanti. Oppure però
qui cito una cosa su cui non ho approfondito molto e magari ci torniamo dopo. A me aveva colpito un dato rispetto al progetto quando ho letto i comunicati stampa con cui la giunta Zaia annunciava l'avvio dei lavori della Pedemontana Veneta. Mi aveva colpito un dato, tra i tanti numeri roboanti, un numero veramente basso, che mi pare fosse 32 o 34. 32 o 34 è il numero degli edifici abbattuti per costruire la Pedemontana Veneta, che dovrebbe occupare 8 milioni di metri quadri, se non sbaglio. Secondo voi, se su 8 milioni di metri quadri in Veneto ci sono solo 32 edifici, 34 edifici, cosa vuol dire? Che sono tutti campi. Che questo è quello che fanno questo tipo o quello che va a fare un'infrastruttura di questo tipo. Introduco un ultimo tema che per me e per noi di Altre Economie è fondamentale. Noi ci occupiamo appunto di economia e guardiamo dal punto di vista anche, cerchiamo di raccontare le dinamiche economiche e finanziarie che stanno dietro certe scelte. Il legame perverso tra l'industria delle costruzioni e il sistema bancario. Allora, e anche per queste infrastrutture, il sistema bancario. Do prima di tutto un dato. A fine 2009 l'esposizione del sistema bancario italiano nei confronti dell'industria delle costruzioni era di 132 miliardi di euro. A fine 2011, questi sono dati della Banca d'Italia, a fine 2011, dopo 2 anni di crisi, 2 anni che immagino tutti noi abbiano dovuto leggere nel proprio quotidiano, i servizi che non ci sono più o che costano di più, il venir meno di in alcuni casi anche il venir meno del lavoro. Allora, dopo 2 anni di questa situazione, l'esposizione del sistema bancario italiano nei confronti dell'industria delle costruzioni è passato a 182 miliardi di euro. Quindi, nonostante tutto, si continua a prestare soldi a chi costruisce, anche in una situazione in cui il mercato immobiliare è fermo, perché negli ultimi anni le compravendite, la contrazione delle compravendite ha raggiunto il 30-35% anche in questo caso. Dalle 800.000 siamo andati a 550, 600.000 compravendite all'anno. Purtroppo c'è un rapporto troppo forte, quasi un abbraccio mortale tra banche e industria delle costruzioni, per cui qualora fallissero grandi progetti di edilizia residenziale o infrastrutturali, sarebbero le banche stesse ad avere dei problemi seri di tenuta. Vi faccio un esempio che è quello che noi usiamo, che abbiamo usato nel libro per esplicitare questa dinamica, e posso dire che non ci eravamo sbagliati. Qualche anno fa a noi colpì una cosa, che non era stato possibile dichiarare il fallimento di un'impresa quotata alla Borsa di Milano che si chiama Risanamento SpA. Risanamento SpA è un'impresa, era di proprietà di un imprenditore piemontese che si chiamava Luigi Zunino, e a un certo punto, era uno dei furbetti del quartierino, a un certo punto, intorno al 2005-2006, si trovava in pancia i 2 progetti di recupero a fini residenziali di aree dismesse più grandi, non solo d'Italia ma anche d'Europa, che si chiamano Area Rogoredo, Area Santa Giulia Rogoredo a Milano e Area Ex Falc a Sesto San Giovanni. Complessivamente 2,6 milioni di metri quadri. Questa società a un certo punto
si trova in questa situazione, ha 3 miliardi di debiti con le banche, paga ogni anno 150 milioni di euro di interessi sui debiti, ha l'area di Santa Giulia sequestrata perché area ex Monte Edison si era iniziato a costruire senza fare le bonifiche. Ha l'area ex Falck su cui non si può costruire perché non si riesce a trovare l'accordo rispetto a quanto si vuole diciamo così, rispetto all'indice edificatori che vuole il privato. E la società ha incassi per 130 milioni di euro l'anno, non potrà mai ripianare la propria situazione debitoria. 2 giudici del Tribunale fallimentare di Milano dicono: bon, questa istanza di fallimento. Risanamento non fallisce perché i creditori si mettono d'accordo. La legge fallimentare del nostro paese, e anche questa è interessante, dice che se i creditori che rappresentano il 70% dell'indebitamento di un soggetto si mettono d'accordo, l'attività può continuare. Io toscano, smanacco quando parlo. L'attività può continuare. Normalmente per tanti imprenditori che sono costretti a dichiarare fallimento anche negli ultimi anni, il problema è uno solo, che se tu lavori sul serio, c'hai tantissimi fornitori e quindi è difficile metterli d'accordo. Ma se tu sei uno di questi soggetti, la risanamento di turno, è facile, perché l'80 e il 90% di tutti i tuoi debiti riguardano 5 soggetti. Nel caso di risanamento riguardavano 5 soggetti: Intesa San Paolo, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare di Milano e Banco Popolare. Questi 5 soggetti si sono messi d'accordo e cosa hanno fatto? Sono diventati loro gli azionisti della società. In questo modo hanno evitato le banche di dover iscrivere questi 2 miliardi di euro che prima erano impieghi e generavano reddito nel loro conto economico, tra i crediti inesigibili. C'è qualcosa che a quel punto devi spiegare a noi correntisti, che ignari teniamo i soldi sui conti correnti presso quelle banche, ai propri azionisti, spiegare perché avevano preso una decisione del genere. E guardate che queste cose continuano, cioè nella situazione attuale certe cose fanno quasi ridere se non fossero gravissime, però a giugno dello scorso anno Risanamento SPA, che ad oggi è una società il cui primo azionista si chiama Intesa San Paolo, che ha il 37% delle azioni, era il più indebitato, è diventato il primo azionista. Oggi, a giugno dello scorso anno, Risanamento ha chiesto alle proprie banche creditrici, stante la situazione, diciamo così, come dicono, una situazione grave del mercato in cui operano e via dicendo, di poter avere e questa è una parola bella perché la usavamo nel 2000, moratoria sul debito. La usavamo nel 2000 parlando dei paesi del sud del mondo, no? Vi ricordate il giubileo, la moratoria sul debito dei paesi del sud del mondo? Ecco, oggi è Risanamento che chiede una moratoria sul proprio debito alle banche creditrici. Cosa significa? È facile. Che l'uomo di Intesa San Paolo nel board di Risanamento riceve una richiesta diciamo così, l'uomo di Intesa San Paolo nel board di Risanamento fa la richiesta: banca creditrice, puoi per favore concedermi una moratoria e ti rinizio a pagare dal dicembre del 2014? Intesa San Paolo, banca creditrice, dice sì, nessun problema, anche se continuiamo a parlare di 1,5 miliardi di euro. 1,5 miliardi di euro che questa società non pagherà, e le rate saranno posticipate ancora fino al 2014. È sensato questo meccanismo? Probabilmente no. Questo rapporto
tra finanza, industria delle costruzioni, industria delle concessioni, perché è una vera e propria industria quella delle concessioni autostradali, è un nodo vitale su cui dobbiamo intervenire. Anche per un altro aspetto, se immaginiamo qua, fuori c'è anche il banchetto della cooperativa di commercio equo e solidale, Pace e Sviluppo, se stiamo Altra Economia, che è una cooperativa, ha tra i suoi soci molte realtà che lavorano, tra cui Pace e Sviluppo, nell'ambito del commercio equo e solidale, per la costruzione di un'altra economia e di un altro modello di società. Se noi vogliamo costruire quest'altro modello di società, oggi dobbiamo fermare questi progetti. Perché se io prima vi parlavo della TEM, la tangenziale est-esterna di Milano, quello è un progetto che, se realizzato, poi sarà in concessione al privato per 50 anni. Quindi per i prossimi 50 anni non ci sarà modo di cambiare modello di mobilità, perché avremo fatto l'infrastruttura che dovrà... Cioè, oggi è il momento in cui ci ipotechiamo il futuro, in questo modo. L'altro giorno, ieri, mi divertivo al telefono, io ho una passioncella per le autostrade, la prossima settimana vorrei fare un viaggio lungo la Orte Mestre, o lungo quella che vorrebbero far diventare la Orte Mestre, per vedere cosa c'è adesso e cosa verrebbe sconvolto con questa nuova autostrada. E parlando con un responsabile dell'ANAS al telefono, lui mi dice: in realtà magari il pubblico non ci mette nulla, cioè non verrà stanziato un euro di finanziamento pubblico per la realizzazione di quest'opera, però poi in realtà sai, se tu al posto della E45, la Cesena-Orte, la superstrada lì, non dai, ci metti soltanto una strada a pedaggio e non dai più alternativa, tu in realtà a qualcosa di pubblico hai rinunciato. In realtà è vero. A quel punto hai solo l'autostrada a pedaggio. E se noi vogliamo fruire, attraversare il Casentino, insomma, se dobbiamo andare dall'Appennino romagnolo al sud della Toscana, dovremo per forza pagare un pedaggio, perché non ci sarà alternativa. È una visione interessante quella che ci stanno proponendo, però è adesso il momento in cui fermare queste opere, perciò dobbiamo essere incisivi, ad esempio, su un ministro Catania che si è dimostrato aperto, perché riesca a intervenire anche sugli altri dicasteri, perché noi abbiamo il ministro o il vice ministro Mario Ciaccia, che fra parentesi fino all'altro ieri faceva il banchiere a Banca Intesa nella Banca Infrastrutture, Innovazione e Sviluppo, che finanzia la realizzazione delle autostrade, ed è uno che secondo me ha talmente, certo si registra tutto, devo mordermi un po' la lingua, però credo che un'esemplificazione interessante diciamo così, della maniera in cui si rapporta alle infrastrutture il ministro Ciaccia è stato l'intervento che ha fatto l'altro giorno all'inaugurazione dei primi 7 chilometri della Valdastico Sud, in cui ha detto, alla domanda "e quando partono i lavori della Valdastico Nord?", che sarebbe quella che dovrebbe arrivare da Rocchette a Trento, e un'autostrada, io ho guardato le 5 alternative che stanno attualmente in commissione via, tra l'80 e il 90%, tutte presentano una cosa simile, tra l'80 e il 90% della lunghezza in galleria, che è i tratti, diciamo, la maniera in cui costa di più costruire un'autostrada, ma la sua giustificazione, diciamo così, la maniera in cui lui ha risposto, anche rispetto alle criticità di questo progetto che Trento non vuole, è stata: se esiste una Valdastico Sud, deve esistere per forza anche una Valdastico Nord. Quindi è una proprio si basa ancorata su dei solidi dati economici e di flussi di traffico rispetto alla struttura. Se c'è un sud ci sarà anche un nord. Dicevo, il Mario Ciaccia sta cercando di promuovere 2 strumenti, uno si chiama Project Bond,
e significa che siccome le banche non significa in parole povere, che siccome le banche non li finanziano più i progetti di autostrade in project financing, perché ce ne sono 32, alcuni corrono a 20 km l'uno dall'altro e le banche gli dicono ma non mi puoi dire che qua ci sono 80.000 macchine al giorno e che anche qua ci sono 80.000 macchine al giorno. Queste sono le considerazioni che oggi fanno le banche, perché si è un po' esagerato con questa idea di autostrade nel nostro paese, e siccome questo meccanismo non funziona più, cosa vogliono fare? Vogliono fare dei titoli di debito che poi metteranno nei panieri di titoli che vendono a noi, così che con i nostri risparmi in banca finanziamo anche la costruzione autostrade, senza saperlo naturalmente, perché li infilano in quei veicoli che poi le banche ci propongono e che noi senza guardarci troppo dentro andiamo ad acquistare. Project bond che dovrebbero essere una cosa importante per gli investitori, perché lo ha ricordato anche ieri Ciaccia, che era a Londra a parlare con la comunità degli investitori, addirittura li abbiamo tassati al 12,5%, quindi come le rendite finanziarie. I guadagni sui project bond verrebbero tassati al 12,5%, quindi investite lì come investite sui titoli di borsa. Questo è l'invito. Seconda cosa che stanno promuovendo, l'esenzione IVA sulle grandi opere. Quindi per opere che costano oltre $500 miliardi, chi le realizza non andrà a dare nemmeno quel minimo contributo allo Stato, all'erario, che è pagare l'imposta sul valore aggiunto, perché gli si sconta, a loro gli si sconta. Voi pensate, non so, noi facciamo gli editori, voi non pagate l'IVA sui libri perché io la pago in anticipo. L'IVA sui libri la paga l'editore in anticipo e un libro tendenzialmente è un prodotto interessante. Chi fa autostrade ha lo sconto sull'IVA. Cioè io pago tutto quando stampo e poi semmai dopo un anno, dopo due mi rendono qualcosa se non ne ho venduto tutto. Questi hanno lo sconto, io anticipo, loro non pagheranno mai. Questo è il meccanismo. Direi che io mi fermo qui, se c'è spazio per un po' di domande, ce ne avrei tantissime io di storie da raccontare, però insomma credo sia il momento di lasciare anche un po' di spazio al dibattito. Grazie. Di Francesco Celotto. Chiedo alla nostra hostess del teatro se viene con il microfono, per cortesia. Ah, forse è questo, lo faccio io l'hostess, dai. No, lo porto io, non ti preoccupare. Porto io. Ciao Luca, allora io sono Francesco Celotto e siamo parlati da giorno per telefono. Certo. Non funziona. Adesso? Ok. Allora, sì, anche troppo fuori. Allora, io volevo chiedere a Luca alcune cose, no? Allora, io sono l'autore del libro Strada chiusa sulla Pedemontana Veneta con Marco Milioni, che oggi non può essere presente, e dove poi spieghiamo molte cose che hai già detto tu. Io volevo chiederti alcune cose. Allora, primo punto, questi 32 o 31 progetti di autostrade sono tutti in project financing o sono anche in con qualche altro sistema? Perché comunque sia il project financing come lo conosciamo noi, in realtà almeno sulla Pedemontana Veneta sicuramente è un qualcosa che creerà poi un debito, perché siccome prevede dei flussi di traffico ancorati sul modello economico e su flussi che arrivano al 2007, in questi ultimi 5 anni il mondo è molto cambiato e secondo noi i flussi non ci sono e quindi la Regione Veneto dovrà pagare un contributo in conto capitale al concessionario, alla SIS in questo caso. Quindi volevo sapere se tu sai qualcosa di più su questi altri progetti.
E secondo, una riflessione più profonda. È agghiacciante quello che hai detto, cioè qui siamo passati da 130 miliardi a 180 di crediti verso il settore della costruzione. Io non capisco, cioè a questo punto le banche non hanno più soldi, gli stati non hanno più soldi e abbiamo un signore come Ciaccia, ma anche come quest'altro Passera, no? Che mette in pista qualcosa come 50 miliardi, mi sembra, di project financing per i prossimi anni. Cioè i soldi da dove? Cioè abbiamo una situazione paradossale, abbiamo zero soldi, l'Europa è messa malissimo, questi qua che continuano con un sistema che è insostenibile. Per di più, hai detto un'altra cosa molto interessante, obbligandoci allo stesso tipo di mobilità che non funziona più, perché comunque sia le automobili sono costosissime da mantenere, la benzina si avvia ai 2 euro, e volevo sapere che futuro abbiamo in questo modo. O implodiamo, cioè io penso fra 5-6 anni implodiamo completamente, ma tra l'altro non c'è nessuna persona, forse adesso Catania sta cercando di fare qualcosa, io mi auguro che si possa arrivare a un vero e proprio disegno di legge serio in questo senso. Allora, sapere cosa ne pensi anche tu sul nostro futuro da questo punto di vista. Cioè, qualche idea ce l'avrai, perché mi sembrano delle persone che non hanno volevo usare una parola forte, ma ci regista non la dico, delle persone che non hanno idea del futuro, cioè che sembrano annaspare in un modello vecchio che non funziona più. Rispondo velocemente a queste domande. Rispetto alla prima, allora, non tutte le autostrade sono in project financing, molte vedono anche un contributo pubblico significativo in partenza, quindi stanziato dal CIPE. Quelle che sono in project financing, in realtà, per quello che sto iniziando a vedere, ci riguardano da vicino in quanto cittadini, perché ad esempio, non so, sulla Brebemi, che è l'autostrada Brescia-Bergamo-Milano, è già stato stanziato un primo finanziamento di 700 milioni di euro da Cassa Depositi e Prestiti, quindi quella che ormai, secondo me, opera come un fondo sovrano del Ministero del Tesoro italiano e che però utilizza risorse che non sono dello Stato ma che sono dei cittadini, perché sono i nostri risparmi e depositi postali. Quindi in qualche maniera sarà Pantalone a coprire il buco. La tangenziale est-esterna di Milano mi assicuravano che anche loro sono in parola per un intervento da 500-600 milioni di euro sempre da parte di Cassa Depositi e Prestiti. Per quanto riguarda un'altra opera che mi pare sia non proprio prioritaria, per quelle poche volte che l'ho fatta, non credo che la Venezia-Trieste sia così tanto trafficata, ma vogliono a tutti i costi fare la terza corsia e anche in questo caso i soldi non ci sono ancora e dovrebbero arrivare da Cassa Depositi e Prestiti, quindi ci sarà un contributo pubblico importante. E poi ci sono tutte quelle autostrade che vedono naturalmente la presenza del pubblico tra gli azionisti e quindi l'intervento da parte degli enti locali in conto capitale c'è, perché altrimenti, cioè nel caso delle tangenziali milanesi, la provincia di Milano è stata chiamata più volte a ricapitalizzare la società, perché se non arrivi a chiudere il finanziamento con le banche e hai aperto i cantieri e vuoi tenerli aperti, o ricapitalizzi oppure ti fermi. Rispetto alla seconda cosa, tutto quello che ho raccontato, secondo me, è il sintomo dell'implosione. Cioè il fatto che tutte queste cose stiano arrivando insieme è il sintomo di un sistema che è all'implosione. Quindi il motivo per cui ci siamo detti con Pietro Raitano, che è il direttore di Altra Economia, vatti a fare questo giro sulla Orte Mestre, è proprio per rappresentare una cosa: se dopo 50 anni o 56 abbiamo bisogno di nuovo dell'autostrada del sole per immaginare la crescita e lo sviluppo economico del paese, siamo proprio... perché la prima pietra dell'autostrada del sole è stata posta nel 56. Se nel 2012 un governo, per dire ripartirà l'economia, dovrà affermare facciamo 900 km di nuove autostrade, siamo ancora agli anni 50. E quindi idee di futuro non ne vedo.
Ma non ne vediamo in tante cose rispetto alle strategie che sta mettendo in campo il governo. Il piano energetico, l'idea di andare a cercare e sfruttare le risorse petrolifere del paese, mettendo in piedi investimenti ingenti per riserve che anche qualora venissero tutte scoperte, sfruttate, messe in produzione, garantirebbero un fabbisogno minimo per un periodo di tempo molto limitato, cioè meno di 10 anni. Quindi ha senso investire adesso su questo o dobbiamo iniziare a guardare ad altro? È sempre la stessa riflessione su per quanto tempo ci vogliamo andare ad ancorare rispetto a determinate tecnologie. Se oggi si vanno a costruire dei nuovi inceneritori, per i prossimi 30 o 40 anni quelle macchine devono bruciare rifiuti e allora non si avvierà mai una politica seria di riduzione nella produzione di rifiuti pro capite o di aumento delle quote di raccolta differenziata, perché non serve quando hai delle macchine del genere, anzi peggio, è dannoso. Io ho visto contratti sottoscritti da comuni in cui i comuni si impegnavano a consegnare almeno tot tonnellate di rifiuti al giorno, perché se fossero scesi sotto quella quota avrebbero dovuto pagare una penale su ogni tonnellata consegnata. Cioè, capite il senso perverso? Il contratto che obbliga a produrre rifiuti, perché altrimenti paghi una penale. Siamo all'aberrazione totale del funzionamento del ciclo dei rifiuti. Cioè, siamo arrivati al punto, vicino al punto di non ritorno. Ecco. Buongiorno, sono Elvio Gatto, faccio parte dei comitati contro la superstrada pedemontana veneta. Questo è un convegno organizzato da Italia Nostra e da Salviamo il Paesaggio e dalla Fondazione Villa Emo. Non voglio parlare possibilmente di autostrada se non fare un piccolissimo accenno. Voglio parlare di un'altra cosa che in qualche modo si relaziona al discorso della superstrada pedemontana veneta. Io ho dato delle immagini, non so se le avete adesso, ho visto quella della Ruspa prima, che era la prima di 6-7 immagini, e che riguarda un'altra cosa, se possiamo vedere, che riguarda un'altra cosa. Vi sembrerà banale? La piscina di Loria. A Loria, il comune qui vicino, stanno facendo una piscina in cui c'è una contrattazione tra cavatori e comune, per cui chi vuole fare la piscina deve accettare che venga fatta praticamente una cava vorrei dire abusiva, o in una parte abusiva, perché non si giustifica l'ampia superficie, la profondità e la massa di ghiaia levata dal terreno e il terreno di riporto successivo che non di provenienza ignota, può darsi una parte sarà anche della cava stessa, una parte può essere di provenienza ignota. Ecco, vedete, sono circa 30.000 metri quadrati di piscina a Loria, un comune di circa 9.000 abitanti, e ecco, vedete cosa succede, no? Cioè, questo è un esempio, dopo se c'è qualche consigliere comunale del comune magari aggiungerà lui qualcosa sulla faccenda. Però voglio fare un semplice flash. Come dire, la politica, i politici nostrani sono come topi nel formaggio, e il formaggio è il paesaggio è il terreno. Il paesaggio sono i campi, sono le ville venete, eccetera. Tutto deve soggiacere all'interesse politico dei nostri amministratori locali, i quali legano le loro fortune politiche a
alla costruzione di servizi, tipo quello della piscina, che sono servizi inutili o quasi inutili, con un grande spreco di territorio, quasi che il territorio fosse una variabile indipendente alla politica sia amministrativa locale sia alla politica in senso ampio. Hai accennato prima al ministro Catania che si sta preoccupando di queste faccende e voglio fare un altro piccolo esempio. Questa è l'Oria, dopo magari se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Per entrare un minimo nei dettagli di queste, io le chiamo malversazioni amministrative. Va bene, c'è per esempio a Volpago. A Volpago il sindaco permetterà, adesso ha già annunciato che permetterà, l'abbattimento di un diaframma di ghiaia che collega due cave. In cambio i cittadini di Volpago non pagheranno l'IMU o pagheranno meno l'IMU. Per dire. E il grosso esempio poi, che è quello a cui mi riferivo all'inizio, quello della superstrada pedemontana veneta, una superstrada di 94 km che noi abbiamo visto, vediamo le autostrade in Germania, sono tutte a raso, beh, questa qua sarà per 66 km interrata, è stata cominciata nella zona del Vicentino, dove c'è ghiaia buona, diciamo, sono già entrati in falda, vanno avanti lo stesso, si fermeranno per problemi economici, intanto scavano al di fuori di ogni piano cave regionale, al di fuori di pagamenti di contributi e di oneri, perché fanno la grande opera che è l'autostrada, superstrada pedemontana veneta, così come ci sono tutte le altre autostrade di cui accennavi prima. Cioè il comune denominatore è cosa? La distruzione del paesaggio e soprattutto l'uso, nel nostro caso, delle nostre province, almeno qui, l'uso del braccio armato che è dei cavatori, perché loro sono i veri padroni del Veneto e perfino le opposizioni sono reticenti a dirlo. E siamo noi comitati a volte che ci sentiamo soli, non abbiamo referenti.